edizione The Best Sandwich, la seconda puntata dedicata come sempre ai prodotti dell'orto, ma questa sera in particolare le carote. Come prepareranno il panino i nostri concorrenti? Ma subito andiamo a presentarvi i nostri giudici partendo dalla nostra presidente di giuria Annalisa Sandri. Buonasera a tutti, buonasera. E poi c'è una novità, Mauro D'Andrea per Friuloves Banca. Buonasera, buonasera a tutti. È il suo turno Alfavri, giusto? Locale. Quindi magari abbiamo modo anche di parlare del locale, invece non poteva mancare il nostro hospitality expert, Gabriele Ballan. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti. Saranno pronti i nostri concorrenti, sicuramente preparati grazie al coaching di Annalisa Sandri e Elena Soldi. Allora andiamo subito a vederli. Benvenuti a questa nuova edizione di The Best Sandwich. Sono Elena Soldi e sono la responsabile di tutta la formazione specialistica del Palagourmet. Io sono Gabriele Ballan, hospitality expert di Palagourmet. Io sono Annalisa Sandri e oggi sarò in questo momento il vostro coach, ma più tardi sarò anche il giudice di gara. Quest'anno, come adesso vi spiegherà Elena, bisogna lavorare su di voi. È proprio il vostro valore che dovete tirare fuori, no? Il far capire quella che è la vostra passione. Quindi bene il panino, sicuramente questa sarà una gara dove vincerà il panino, ma dobbiamo lavorare sul tirare fuori esattamente chi siete voi. Benvenuti e buona gara a tutti. Pronti per conoscere il primo concorrente? Lui arriva da Caorle, è David Perissinotto della cucina di Ittica Alto Adriatico. Ciao a tutti, sono David Perissinotto, ho 38 anni e nella vita faccio il cuoco. Da 24 anni infatti faccio il cuoco, ho lavorato per ristoranti, hotel, ho fatto catering importanti, ho lavorato per Palazzi Venezia e Ville Venete e nell'ultimo periodo, da 3 anni a sta parte, ho aperto una gastronomia di pesce insieme a mia moglie Rosy. Si chiama La Cucina di Ittica Alto Adriatico, si trova a Porto Santa Margherita di Caorle, è aperto stagionalmente solamente d'estate, d'inverno, a parte in questo momento, facevo comunque anche d'inverno catering banchettistica. Purtroppo si è bloccato tutto questo sistema, così mi sono reinterpretato un lavoro facendo il food advisor. Infatti ho una pagina Facebook e una pagina Instagram, si chiamano David Perissinotto Chef e David Perissinotto Cuoco, dove appunto pubblicizzo i prodotti made in Italy. Oltre a pubblicizzarli, faccio anche delle video ricette o pubblico delle ricette appunto con questi prodotti. E ho voluto fare The Best Sandwich per mettermi un po' in gioco, perché nella vita comunque bisogna sempre mettersi in gioco. Vieni David! Eccoci, buonasera a tutti quanti. Ciao David, Ciao, direttamente da Caorle ci Sì. porti il tuo panino che è un cherry burger. Sì, esattamente. Un violet burger lo chiamerei più precisamente. Vi spiego un attimino com'è. Allora, sì, 10 minuti di tempo, partiamo col cronometro. Allora, parto subito intanto tagliando Sì. il pane. Allora, cosa ho fatto? Intanto mi sono divertito a fare questo panino perché ho reinterpretato la carota. L'ho voluta ridimensionare facendola in crema, in una consistenza, dandogli colore un pane e dandogli un chips, una crispy, facendo un bacon praticamente di carota. Allora, cosa ho fatto? Ho preso la carota viola, l'ho lessata, una volta lessata l'ho tolta, però l'acqua di cottura della carota l'ho tenuta. La carota l'ho impastata con dei ceci praticamente già lessati ovviamente, ho fatto una purea tipo, quindi l'ho voluta, l'ho amalgamata con dell'olio aromatizzato all'aglio, dopo della tahina che sarebbe una crema di sesamo che gli dà un gusto di tostato, diciamo, all'hamburger, ricorda un po' l'hamburger di carne appunto cotto alla piastra. E quindi l'ho impastato formando appunto questi hamburger, li ho cotti a 180 gradi in forno e poi si sono essiccati. Una volta cotti e raffreddati
rimangono belli con questo bellissimo stampo e poi naturalmente si scaldano in padella. Vedete che David e gli diamo un po' la tostatura all'hamburger. David è molto preparato nella presentazione perché insomma è un abitué delle telecamere, possiamo dirlo? Sì. Ma io non ho capito il pane come è stato realizzato. Il pane, infatti adesso arrivo subito. Ecco. Il pane cosa ho fatto? L'acqua praticamente della carota l'ho lasciata raffreddare e l'ho impastata con della farina Manitoba, della farina 00. Quindi burro, perché il buns, il classico pane americano, viene fatto con del burro, delle uova, sale e latte. Al posto del latte ho usato l'acqua appunto delle carote, però volendo si può mettere anche, che ne so, visto che la carota comunque ci sta bene la mandorla, possiamo utilizzare anche del latte di mandorle, per dire. Al posto dell'uovo si può fare anche a meno dell'uovo, però visto la ricetta tradizionale ho messo anche l'uovo appunto. Quindi adesso cosa ho fatto? Lo metto un attimo in forno, l'hamburger l'ho già spadellato un attimino, giusto 3 minuti che il formaggio si sciolga. Per quanto riguarda il bacon, che non è bacon, però riprende un po' diciamo, la somiglianza al bacon, ho fatto delle carote arancioni, ok? Le ho messe a marinare con del sale, dello sciroppo d'agave, un po' di paprika, dell'olio aromatizzato all'aglio e ho usato anche dell'olio di sesamo che riprende sempre la tostatura. Quindi lo lasciate marinare per circa una mezz'oretta in modo che la carota rilasci la sua acqua e diventa bella elastica, molle. Quindi l'ho stesa nella placca da forno, cotta a 110 gradi per circa un'oretta e mezza, fin quando diventa praticamente una crispy. Bella l'idea dell'olio di sesamo, che dà anche quel sentore, no, leggermente tostato che ha il bacon. Esattamente, diciamo, esattamente. Poi naturalmente, perché ho giocato con questo piatto, con questo panino, con la cronometria dei colori, quindi ho fatto l'arancione, il viola, ci stava bene il verde naturalmente della lattuga e poi il giallo, quindi ho usato una carota gialla e ho fatto un chutney, che è praticamente una salsina orientale per capirci, e ho messo praticamente la carota gialla, del succo di limone, dello zucchero, dello zenzero che gli dà piccantezza. Anche qua abbiamo della piccantezza perché ho messo della paprika. Quindi ho voluto giocare sia nelle consistenze ma anche sulla piccantezza. Quindi troverete poi una piccantezza un po' più fresca e un po' più forte, aggressiva con la paprika. Questa crema qua praticamente l'ho fatta cuocere, ok, per circa una mezz'oretta, è tipo una marmellata alla fine. Ho aggiunto anche della cipolla, ma volendo si può mettere anche dello scalogno. E una volta cotta l'ho passata con il tritatutto, con il frullatore di immersione, e ho fatto questa compostina, diciamo, cremosa, che andrà messa poi nel panino. E basta, poi naturalmente studiato nel dettaglio, ma sai che la carota deve prevalere, no? Sì, in questo panino. Sì. Ho voluto appunto reinterpretare un pochettino. Adesso lo assaggeremo, ma diciamo che veramente hai utilizzato la carota un po' in tutto il panino, cioè l'hai utilizzata nel pane, l'hai utilizzata nel burger che hai fatto, l'hai utilizzata per questa sorta di bacon e hai fatto anche un chutney. Sì. Mi sembra... Sì, perché essendo la carota abbastanza neutra, per carità sì, ha un po' di dolcezza, però è quasi come la patata è neutra come gusto, quindi è una base. Questa è una base, qua possiamo fare di tutto, perché il pane, come dicevo, si può mettere del latte di mandorla, la carota si può aromatizzare in altre maniere, il burger si può mettere, oltre con i ceci, si può mettere anche con delle patate, si può fare veramente di tutto e di più. Quindi è un panino che proporrei, avresti voglia di proporlo? Come? Avresti voglia di proporre un panino di questo tipo? Attendi, è la prima volta che lo fai? È la prima volta che lo faccio, l'ho assaggiato, però devo dire che è buono, a mio parere. Senti, sei rimasto all'interno del food cost? Sì, anzi addirittura devo dire che i costi del panino sono molto inferiori rispetto a quello che mi avevate dato. Non è tanto costoso l'hamburger di per sé, è tanto la lavorazione, la tecnica di preparazione di questo hamburger. Sì, richiede parecchio tempo, però tranquillamente possiamo... Cioè sei sotto i 3,50? Sì, siamo sotto i 3,50 qua. Quindi adesso ci mettiamo la lattughina, che volendo si può mettere anche sotto la lattughina, io in questo caso ho sbagliato. Poi
Vi piace, Mauro, come Bellissima idea? interpretazione delle materie prime, croccantezza, morbidezza, l'hamburger vegetale, proprio può avere diverse valenze. Sì, direi quasi un panino vegano, se non Se fosse togli per il la formaggio, scamorza. E anche per l'uovo che c'è all'interno del pane, per Ah, quello. ok, sì, beh, giusto. però un vegetariano Sì. notevole. È un bel vegetariano, diciamo, Sì. dai. Adesso ci mettiamo questa purea, questo chutney. È anche bella l'idea di Bellissimo usare i anche. 3 colori delle carote, Esatto. che poi diciamo la carota nasce viola e è una modifica quella genetica che è stata portata per averla arancione, quella che noi conosciamo. Dovuta ai sovrani olandesi che si chiamavano Orange, appunto. Esatto. Quindi ci mettiamo un bello stuzzichino. Quindi l'hai già preparato. In meno Questo. di 10 minuti lo puoi portare ai giudici. Sì, esattamente. Questo qua è solamente l'acqua di cottura delle carote che l'ho gelatificata, gli ho dato un po' di gusto. Bravo. Bello. Annalisa, diamo un tuo primo giudizio. Bravo, bravo per tante cose. Uno, per aver giocato con i diversi tipi di carota, con i diversi colori della carota e con le varie consistenze soprattutto, perché ci hai dato la consistenza croccante, quella morbida del chutney, l'hai messo nel pane, hai fatto il burger, insomma, voglio dire, un lavoro veramente importante, proprio come hai detto tu prima, anche a livello di tempo. Il panino era estremamente saporito ed era estremamente succulento, pur essendo un panino fatto con delle carote, che dici, insomma, in fin dei conti, bravo, sei stato veramente molto bravo, complimenti. Quindi Mauro ha esaltato la carota, è riuscito ad esaltarla. Madonna mia, cioè veramente su tutti i livelli, come è stato detto, anche devo dire che è veramente notevole. Poi anche la temperatura che abbiamo avuto delle stesse cose, il pane, la croccantezza, e la croccantezza della carota a bacon è anche stata notevole, devo dire. Poi quel pizzichio in bocca per pulire la bocca con il col chutney è proprio una cosa, Ma preciso è stato. veramente complimenti, veramente complimenti. Gabriele, qual è stato l'ingrediente che ti è piaciuto di più? Che Mi è piaciuto molto mi è piaciuto molto il bacon di carota, Ok. sicuramente. Mi è piaciuto il pane. Avrei tolto la lattuga, l'insalata, personalmente, ma perché per mio gusto, ecco, sinceramente. Ho trovato il composto equilibrato, delicato, nel suo complesso delicato, sinceramente. Sicuramente dietro un gran lavoro di ricerca e di esecuzione, indubbiamente. Hai pensato e lavorato parecchio, sinceramente. Il risultato è buono. Grazie mille. Devo dire che sono soddisfatto del mio lavoro, hanno capito i giudici la mia ricerca nel fare questo panino e mi ha fatto molto piacere che anche il bacon di carota è stato apprezzato, il pane è stato apprezzato e quindi vuol dire che ho fatto un bel lavoro, dai, mi fa molto piacere. Grazie. Pronti per conoscere il secondo concorrente, il secondo panino a base di carote, quello proposto da Sonia Scarell. Ciao a tutti, io sono Sonia Scarell, gestisco con mio marito la pizzeria all'angolo Paninoteca e Ristorante a Maniago. Per la terza volta partecipo a questa gara, speriamo che mi vada bene anche. Vieni Sonia. Buonasera a tutti. Buonasera. Come già sapete mi chiamo Sonia. Un non gradito cambio. ritorno. Ogni anno io arrivo puntuale, no?
non manco mai, perché senza di me non potete fare questa Appunto, gara. e infatti ci sei. Ortogallo il tuo Ortogallo, adesso vi spiego perché. panino. Io sono nata a Pordenone un po' di anni fa, 2 o 3. In una casa, per mia fortuna, vecchia, brutta, però con l'orto e gli animali. Il gallo è stata la mia battaglia perché mi atterrava, mi beccava, perché io gli facevo i dispetti, ero una bambina per niente dispettosa, per niente cattiva, al contrario. E mia nonna, la mia grande ispiratrice di tutta la mia vita, mi faceva mangiare i miei animali, però siccome io mi affezionavo ai miei animali, mi diceva sempre che li aveva comprati in macelleria, non erano mai i miei, però sparivano, i miei animali sparivano, però per lei me li aveva fatti sempre comprati nuovi per me. E siccome la mia nonna è colei che mi ha dato quella di cucinare da sempre, perché come cucina mia nonna ancora nessun cuoco è bravo così. Purtroppo mia nonna non c'è più da 40 anni, non è riuscita a vedere mia figlia perché è morta 7 giorni prima, ma io la penso ancora, e questo panino doveva chiamarsi il panino di Bea, o l'orto di Bea, o il cuore di Bea, perché lei si chiamava Beatrice, è dedicato a lei, tutto qua. Il mio gallo, quello che mi beccava, adesso non mi becca più. È nel panino? È nel panino. Senti, il pane invece com'è? Il pane è alle ortiche, ha un profumo buonissimo. Ortiche, fieno greco, c'ha altre cose che non mi ricordo più perché adesso sono emozionata. Fieno greco e ortiche? Perché mi basta parlare di mia nonna, io tremo. Ha un profumo buonissimo, sentirete proprio questo profumo che vi arriva. Sì, lo sento anch'io da qua. E come hai preparato il gallo? Allora, il classico gallo si può dire, in dialetto pordenese si chiama inteccia, non so come lo dite voi, in umido. Sì. Ecco, l'ho fatto con tutti i suoi sapori, fatto andare 2 ore. Con i fegatini e i cuoricini ho fatto questa cremina, con le carote, scalogno e infine il succo di mezzo arancio ho fatto l'altra salsetta. Tra l'altro ci sono degli ingredienti che rimangono qui, ma non esiste spreco perché i panini poi, che i giudici assaggeranno, non vengono buttati. Questo, Annalisa, lo dobbiamo ricordare. Sì, ricordiamolo, è una cosa importante, è anche un discorso etico. Se fino all'anno scorso dividevamo i panini e poi c'era un momento di convivialità, questo in questo momento preciso non è possibile, pertanto Pala Gourmet ci ha munito di una doggy bag e noi possiamo portare il panino a casa, perché sarebbe un peccato, visto anche la qualità degli ingredienti e il lavoro che c'è dietro, che gli ingredienti vadano poi sprecati. Il tuo panino avrà convinto i nostri giudici. Allora, partiamo da Annalisa. Allora, conoscendo Sonia e pensando agli ingredienti che ha usato, devo dire che una donna che pensa di... una donna, insomma, perché lei che utilizza il gallo in un panino vuol dire che ha un carattere formidabile. Perché? Perché è una scelta inusuale, non è una cosa né scontata né tantomeno facile comunque da cucinare e da valorizzare. Buono, un panino che avrei volentieri finito. Se posso farti 2 critiche, ma vogliono essere costruttive. Il patè di fegatini ne avrei messo magari giusto un velo perché lo si sentiva. E accidenti, il pane non era tanto croccante. Penso che sia dipeso però dalla piastra. Che litiga ogni anno con la piastra. Sì, c'è niente da fare. Il prossimo anno magari non litigherai più. Mauro! Devo dire che anch'io mi ricollego al pensiero. Certamente il pane croccante avrebbe dato una connotazione di fragranza più impattante. Il pensiero di portare la nonna nel panino è una cosa meravigliosa.
perché ci sta tutto e devo dire che anche la carota ha trovato come si può dire, un matrimonio corretto rispetto alle materie prime che ha utilizzato e quindi devo dire che l'avrei finito anch'io volentieri, e che è quella la cosa più importante. Sì. E poi era bello succolento e sicuramente col pane croccante avrebbe assorbito questa umidità, diciamo, che lei aveva pensato di dare a questa pietanza, a questo piatto, ed era una cosa comunque piacevolissima. Grazie. Gabriele. Beh, Sonia, intanto ti ringrazio per avermi fatto rimangiare cuore e fegato, cioè si sentiva effettivamente il fegato, però leggero, gentile, per cui anche se non sono amante di questi ingredienti comunque l'ho apprezzato. La penso anch'io come i miei due colleghi, che forse squilibrava un po' nel complesso, un po' meno, no? Non togliere, un po' meno, come il pane. Quello era un valore aggiunto perché è un pane di ottima qualità, è molto profumato e secondo me la temperatura giusta risalta e valorizza molto ma molto di più il panino. Ciò nonostante trovo bellissimo anche secondo me il concetto di base da cui sei partita per sviluppare il tutto, e io penso che questo sarà uno dei panini che avrà successo all'interno del tuo ambiente. Sono abbastanza contenta e le critiche costruttive ci stanno. Dovevo fare il pane più croccante, va bene, però nell'insieme io sono felice di aver portato il mio gallo, il ricordo della mia infanzia, in un panino. Chi avrà vinto il contest nel contest lanciato da Friuli-Ovest Banca? Andiamo a vederlo in questa clip. Sono nella sala consiglio di Friuli-Ovest Banca per annunciare quello che è il primo vincitore del contest nel contest, al quale si è potuto accedere attraverso Friuli-Ovest Magazine. Abbiamo visto veramente una grande gara con Anna Giacomelli di Hero Burger and Delicious di Predazzo, che ha sbaragliato la concorrenza di Stefania Giusa e di Alessio Geremia. È stato un testa a testa veramente all'ultimo like, che alla fine ha visto prevalere Anna Giacomelli, che è qui in diretta con noi. Ciao Anna! Ciao! Ecco, è stato un contest voluto da Friuli-Ovest Banca, grazie anche all'interessamento del Consiglio di amministrazione rappresentato dal Presidente Lino Bianchi, qui con me, che ci onora della sua presenza. Ormai sono diversi anni che siamo insieme in questa bella iniziativa, un'iniziativa che porta all'attenzione di un pubblico abbastanza vasto quello che sono delle professionalità di tutto il nostro territorio, e quindi una banca di credito cooperativo come la nostra ci tiene a sostenere iniziative di questo genere, soprattutto in un momento difficilissimo come questo, in cui il settore della ristorazione continua a soffrire. La nostra banca è sicuramente ancora a sostegno di tutto questo mondo, e faccio naturalmente i complimenti per chi ha organizzato il tutto e i complimenti a quelli che sono poi i protagonisti di queste giornate, e quindi i ristoratori che combattono fra di loro per farsi vedere e quindi diventare un punto di riferimento per la loro attività. Anna, è stato un contest che ti ha visto veramente giocare alla pari con Stefania, il tuo panino è sicuramente piaciuto e è stata una sfida che ti ha insegnato anche qualcosa e ti ha dato anche magari un'opportunità di farti conoscere. Sì, è stata una sfida molto dura, ti fai conoscere perché comunque passi i post agli altri, quindi è una buona pubblicità. Ma guarda, io credo che a più di qualcuno verrà la voglia, visto che ci si può tornare a muovere da qui alle prossime settimane, di venire a Predazzo, all'interno del tuo locale, il Hero Burger and Delicious, e assaggiare magari il tuo panino, e dopo aver fatto magari una pedalata, visto e considerato che ti diamo come premio 100 euro per poter acquistare una parte di bicicletta o arricchire una bicicletta che già hai, magari ci dici anche che idea hai di cosa fare con queste risorse.
Spero magari con questa scusa di attrezzarmi e magari con calma farmi anche un bel giro sul Garda. Ecco, allora adesso ridiamo la linea Alexis. Ricordo che per poter partecipare al contest i concorrenti verranno messi in competizione finita la trasmissione con i loro associati al loro panino, e chi prenderà più like su Freehovens Magazine di Freehovens Banca avrà l'opportunità di ricevere un buono spesa per 100 euro in attrezzature per biciclette. Il Gran Premio finale prevede tutti i concorrenti in lizza con un montepremi di 250 euro. A voi la linea. Pronti per conoscere il terzo concorrente? Arriva da Trieste, si chiama Manuel Savi. Buonasera Manuel. Buonasera a tutti, sono Manuel Savi di Trieste, ho 31 anni e faccio il cuoco da una quindicina d'anni. Lavoro al Bar Buffer Borsa a Trieste appunto. È una gastronomia tipica triestina dove facciamo anche panini sul gourmet o sul classico che sia. E partecipo al contest per una sfida personale, per reinventarmi, per fare qualcosa di nuovo in questo periodo un po' buio. Buonasera a tutti, sono Manuel Savi da Trieste. Da Trieste, sì, ti conosciamo, abbiamo visto nella clip, ma partiamo invece nella presentazione del panino. Si chiama Rachele, raccontaci gli ingredienti e il perché si chiama così. Allora, il nome viene dato in omaggio alla mia nuova figlia, che ha 2 mesi, e visto che la primogenita ha già avuto il suo spazio, quindi abbiamo deciso di chiamarlo così, anche se non c'entrava granché con il tema, ma mi sembrava giusto. Senti, tu arrivi da Trieste, non hai scelto il pesce, hai scelto il pollo. Esattamente. Ecco, carote, insalata, pomodoro, raccontaci un po' come prepari questo panino e quali ingredienti hai voluto utilizzare per esaltare la carota, che è l'ingrediente della puntata. Allora, innanzitutto ho scelto il pollo perché il pesce mi sembrava un po' più banale, essendo di Trieste, è una cosa... Okay. Anche il pollo è un ingrediente di cui si abusa ultimamente, ci sono allevamenti, cose intensive che non fanno ben sperare nell'alimentazione nostra futura, ma ho scelto un pollo veneto, biologico, quindi un prodotto un po' più sano per noi. Sì, bisogna fare attenzione, hai ragione, bravo che hai portato l'attenzione su questo argomento, no? E anche nell'acquisto cerchiamo di privilegiare, oltre agli ingredienti a chilometro zero, anche le carni che vengono allevate, diciamo, insomma, in maniera etica e in maniera corretta, e infatti compriamo intanto italiano, se possibile anche nostrano, come si dice, no? E poi soprattutto laddove gli allevamenti non siano intensivi, in particolar modo per queste carni qui. Il pollo poi per dargli risalto, per valorizzare comunque tutta la filiera produttiva che è, viene cotto a bassa temperatura, quindi un metodo di cottura che non va a rovinare i vari elementi che sono contenuti nel pollo, no? Quindi tutte le caratteristiche organolettiche rimangono praticamente invariate. Che pane hai scelto per il tuo panino? Il pane è una ciabatta morbida, quindi è di un panificio Riezzoli si chiama, di Trieste. È una ciabatta morbida che, a differenza della classica ciabatta che è più croccante, viene fatta con una quantità minore d'acqua, quindi rimane più soffice a fine cottura. Manuel, spiegaci invece come hai preparato le carote. Sì, certamente. Allora. Perché hai fatto una realizzazione molto particolare, no? Sì. Allora, le carote, anche queste, grazie mille, sono da agricoltura biologica. Essendo un ingrediente abbastanza, come gusto, non è un ingrediente che ha un sapore molto forte, ho deciso di utilizzare una non cottura
tra le più antiche, però anche meno utilizzate ai giorni nostri, che è la fermentazione. Quindi vengono immerse le carote non pelate, quindi con la buccia, perché contengono dei batteri buoni che ci serviranno alla fermentazione. Vengono immerse in una soluzione, una salamoia, che è composta da acqua e dal 3 al 5% di sale marino non iodato, essendo lo iodio che inibisce l'attività dei batteri, e noi non vogliamo questo. Essendo una fermentazione ci servono che i batteri vadano a mangiare lo zucchero presente nell'alimento e lo trasformi in acido lattico. Che cos'è quella? Questa qui è una maionese al wasabi, quindi una classica maionese, olio, uova, aceto, sale, solo che in più viene aggiunta una punta di wasabi, che è una radice giapponese. Altri ingredienti che hai utilizzato: zenzero, coriandolo, limone e timo. Esattamente. Dico bene? Allora, zenzero e coriandolo vengono messi insieme alle carote durante la fermentazione per dare un po' di sapore in più. Intanto ci hai messo l'insalatina. L'insalatina classica non condita. Anche il pomodoro, adesso ci aggiungi. Pomodoro, certamente, che andrà a pulire un po' la bocca da questo panino, che comunque tra fermentazione che va sull'acido e il wasabi che va sul grasso per via delle uova e dell'olio, e grasso piccante, andiamo a pulire un po' quel pomodoro e l'insalata, semplicemente a crudo. Andranno messe le carote, queste qui. Sembrano semplici carote. Sì, sembrano tagliate e condite, ma invece il gusto viene completamente diciamo diverso. che è una carota 2.0 quasi, viene bella questa. talmente stravolta, perché è uno stravolgimento, il sapore in sé di carota Ti non dico manca che sparisce, un ma minutino, sono pronti. No, te lo dico perché sai che i tempi Siamo qui. del contest sono precisi. Chiudiamo Quindi, con il pollo a bassa temperatura. Hai usato la sovracoscia. La sovracoscia, esattamente. In più a pulire la bocca da questo panino ci aiuteremo con una bevanda che ho preparato a parte. a parte, esattamente. Quindi c'è anche la bevanda. C'è la bevanda che appunto è carote, A base timo, di carote. Ok. carote, timo e un'infusione, carote, timo e limone. Allora, i nostri 3 giudici hanno mangiato, assaggiato il tuo panino. Rachele, vediamo cosa ci dice Annalisa sul tuo panino. Dico che hai fatto una cottura della sovracoscia del pollo perfetta, cioè perfetta. Abbiamo un attimino parlato, forse potevi scottarlo, no, alla fine, però altrimenti per renderlo un pochino più semplice da mangiare, perché scalopparlo, tagliarlo a tagliata, ecco, era un panino che nella sua semplicità andava a valorizzare le carote, perché la fermentazione, il modo in cui tu hai cotto, tra virgolette, le carote, andava veramente a renderlo unico e singolare. Molto buono lo sciottino. Fa piacere, grazie. Mauro, ha apprezzato il pollo e il Mauro panino? ha apprezzato tantissimo, soprattutto la fragranza di questo panino, tutti i suoi insiemi, perché abbiamo il pane che era croccante, il pollo che era morbidissimo, la croccantezza della carota che aveva subito quel trattamento che magari poteva anche sembrare, ma era croccante, proprio piacevole, Devo dire,
un gran bel prodotto, una bella cosa. Rachele è veramente brava, devo dire, a ispirare il papà con queste cose. È un panino che avrei finito, che avrei mangiato tutto, piacevole, bravo nella scelta della sovraccoscia di pollo perché è un po' più saporita. Ecco. Anche più quantitativa. Mi è piaciuto anche la maionese al wasabi. Ecco, per cui lo trovo un panino da tutti i giorni, ovvero nella sua freschezza e semplicità ha dei gusti quotidiani, per cui nel complesso comunque un buon panino. Perfetto. Giudizio semplice, ci stava, era positivo, nulla di negativo. Ha giocato molto l'emozione nella prima volta, diciamo, quindi è stata un po' col batticuore questi 10 minuti da paura, diciamo, ma tutto sommato bene, mi sembra, come prima prova. Grazie. Chi avrà vinto la seconda puntata? Il tema di oggi, di questa sera, erano le carote. Abbiamo visto 3 panini interessanti, una donna e 2 uomini in sfida, ma vi ricordo che le foto dei 3 panini le vedrete tra poco, subito dopo la puntata, sulla pagina Facebook Friulovers Magazine. Per il contest nel contest andate a cliccare like nel panino che più vi è piaciuto e quindi avrà la possibilità di vincere il contest nel contest Friulovers Magazine. Io partirei, questa è la busta con il giudizio finale, partirei dal terzo posto con un totale di 114 punti. Sonia Scarel, Pizzeria all'Angolo. Il primo classificato con 126 punti, dobbiamo dire che c'è un distacco di 4 punti dal secondo, quindi davvero poca la differenza. David Perissinotto, gastronomia di pesce Caorle Venezia. Con il Cherry Burger, il primo che abbiamo visto, però diciamo che anche il panino Rachele è piaciuto molto. Io ringrazio i nostri 3 concorrenti, David che ritornerà in gara, Sonia Scarella e Manuel Savi, grazie per essere stati con noi anche in questa puntata. Ringrazio i nostri giudici, Annalisa Sandri, Mauro D'Andrea, giudice per Friulovest Banca, e Gabriele Ballan. Arrivederci Grazie mille a tutti per essere stati con noi in questa puntata. Ringrazio anche Gian Domenico Ricci e Francesco Snidero, i miei colleghi qui da Palagourmet Pordenone. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre sabato in prima serata su Telefriuli. Alla prossima, The Best Sandwich.